Beh, per noi è sicuramente oggi una giornata importante ed è un obiettivo che ci eravamo dati dall'inizio, da quando ci siamo costituiti, perché riteniamo che riuscire veramente a regalare qualcosa di inclusivo ai cittadini diventi in realtà una sfida veramente importante. È l'inizio, è il primo cammino che siamo riusciti a realizzare, ce ne saranno anche degli altri, però insomma per noi questo è un po' poggiare la prima pietra, ecco. Che cosa avete in mente? A che cosa pensate? Beh, noi abbiamo già realizzato 40 percorsi a piedi, abbiamo realizzato il cammino che unisce le colline da ovest ad est, i 50 chilometri, eccetera, però è chiaro che sono percorsi che si fanno nel momento in cui non si hanno magari delle difficoltà. Ma quando parliamo di difficoltà noi pensiamo anche banalmente agli anziani, piuttosto che alle mamme con i loro bambini e le carrozzine, quindi non soltanto ai portatori di disabilità e anche a loro chiaramente. Quindi riuscire veramente a dare alla comunità, perché poi è un obiettivo che ha questa associazione che tutela un patrimonio che è di tutti, un patrimonio che è pubblico, regalare appunto qualcosa che consenta di assaporare questa bellezza e farlo in tutte le maniere, avendo a disposizione anche dei servizi.